grazie Giusy e grazie Giuseppe per avermi interpellata. Chi sono io? Buonasera a tutti, sono Gera de Mussomeli. Voi mi conoscete perché io sono di Mussomeli, abito a Mussomeli in via Palermo in fondo alla Canzonera. Mi conoscete perché sono una grande attrice di fame internazionale. Sono una grande cantante che ho vinto il disco di plastica col mio precedente CD. Tutte me le vedo tutte. E questa sera ci provo con una nuova situazione, perché mi hanno chiamato per questo, perché dicono che sono una bella donna prestante e quindi, siccome sono molto educata, mi hanno chiesto di fare un angolino sui consigli a uso bonne donne. Cacchio sogno io, e sarete educate, sarete in quelle scene, in quei pranzi felici. Però siccome sono vecchia tordolita, mi scordo le cose, mi sono portato il mio fedele foglio per ricordarvi appunto questi consigli come si dice? Comportamentali, visto? Mi sto Cominciamo. Intanto sedersi comodi a tavola, accavallando le gambe, prima cosa. Il tovagliolo si mette sempre al collo e mai sulle gambe. I gomiti devono essere allargati per far capire che uno è molto comodo a tavola, si sente a suo agio. Quando bevete o tenete la forchetta dovete tenere sempre il mignolo alzato, così a uso proprio tascio, così. E soprattutto quando bevete ricordatevi che avete a fare scruscio. E se facete scruscio vuol dire che lo state gradendo. E la padrona di casa è stabilita, la dovete rendere sempre partecipe. Quando mangiate, asciugate? No, mai! Non vi asciugate mai la funcia. Anzi, più sporca è, più farete simpatia alla padrona di casa. Anzi, se vi piacciono le cose da mangiare, dovete spalmarvi sto mangiare vucca, funcia, tutta sciappata, scricchiata, fino a uscire via. No! Così la padrona di casa sarà felice e vi inviterà sempre. Di poi, ricordate sempre che a fine pranzo o cena dovete fare un bel respiro, guardare la padrona di casa negli occhi e farci un bel eructo. Questo servirà a far capire che avete gradito il pranzo. Poi, se siete in confidenza, alzate l'anca e datevi un po' di arie. La padrona di casa vi rinviterà a più presto. Grazie e arrivederci alla prossima da Gera de Mussomeli.